Cari telespettatori, ben ritornati con noi e riprendiamo dopo un po' di tempo il tema che sta a cuore a tutti quanti noi, a cuore al Paese, il tema del lavoro e purtroppo correlato delle imprese e naturalmente della disoccupazione. Proprio perché siamo freschi da dati che ci vengono forniti quest'oggi, che purtroppo sembra che la percentuale di disoccupati sia ancora in leggero aumento. Si parla di ripresa, si dovrebbe essere usciti dal momento più nero, però molti lo dicono, lo sostengono, ci scrivete anche voi, noi riceviamo tutte le vostre numerosissime lamentele, di ripresa per i cittadini, per i lavoratori non se ne vede molta. Gli imprenditori, alcuni, perché abbiamo dei segnali anche interessanti, vedono degli spiragli importanti, soprattutto però quelle aziende che sono vocate verso l'esterno, verso l'export, verso altri mercati. I consumi interni per il momento sono stanti. E allora vediamo di fare un po' il punto della situazione con i nostri ospiti, vediamo di analizzare come sta andando il territorio, quindi la zona del nord-est del Veneto in particolare, con chi lo vive, con chi ci opera, con chi si occupa anche del mondo del lavoro. E allora, ben arrivata Elena Di Gregorio, la neoeletta segretaria generale regionale della CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Paolo Zabeo, CGA di Mestre, ben arrivato. Buonasera. E ci fa piacere, così avremo anche con lei dei dati importanti con gli studi della CGA. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale, sempre attivo nel territorio, grazie anche a lei, consigliere terza commissione in regione, per cui si occupa di produzione e lavoro, e Sandra Zambon, presidente dell'ANTI, un'associazione a livello nazionale che si occupa della tutela delle imprese, degli imprenditori e di tutto l'annesso e connesso, ma anche presidente categorie ASCOM e quindi il commercio. Grazie anche a lei. Allora, prima di incominciare, vediamo un attimo un contributo video che ci aiuta un po' ad entrare sempre meglio nella tematica. Vediamolo. Usciamo a fatica dalla crisi economica e usciremo ancora più a fatica dalla crisi sociale che quella economica ha prodotto. Il rapporto annuale dell'Istat ci racconta questa amara realtà, numeri spesso già noti ma che rimessi assieme fanno pensare ancora di più. La crisi rallenta, il reddito nazionale nel 2013 era diminuito dell'1,9%, quest'anno crescerà poco, dello 0,6, un po' meno dice l'Istat di quanto previsto dal governo. Dicevamo delle ferite sociali, il lavoro perso, 1 milione di posti in 5 anni, mezzo milione solo nel 2013. Cresce solo il part-time involontario, quello che ti impone l'azienda. E non solo, con la crisi aumentano le famiglie nelle quali lavora solo la donna, il 12%, il 9% 5 anni fa. Sappiamo della sofferenza dei giovani, vogliamo solo notare qui come in quasi 100.000 siano emigrati all'estero negli ultimi 5 anni e sempre più spesso i laureati, anche qualche ingegnere adesso, fanno un lavoro qualsiasi. I pensionati reggono i redditi delle famiglie, l'Italia invecchia. Ogni 100 giovani sotto i 15 anni ci sono 150 anziani sopra i 65. E attenzione, avvertono i demografi, con il numero dei figli che facciamo e la dinamica fra maschi e femmine, fra 30 anni una donna su 3 potrebbe avere difficoltà a fare figli e una su 2 avere difficoltà a sposarsi. Ecco, questo è un po' un quadro, uno spaccato di una realtà. Io vorrei partire, anche perché qua abbiamo dei dati per esempio che ci vengono da Confindustria e anche da Unioncamere del Veneto, con Paolo Zabeo della CGA di Mestre, perché anche voi avete, io qua ho un bellissimo vostro libricino, voi fate delle ricerche interessantissime e avete dei dati che possono essere interessanti, o perlomeno i numeri in sé per sé non è che interessano, però un po' un'analisi, perché qua a me risulta che l'industria si conferma in risalita più 3,3%, dice l'Unioncamere, rispetto al 2013, fatturato estero in aumento del 4,2%, cresce il mercato interno più 2%, flette però l'occupazione, meno 1,2%. Questi sono ulteriori elementi. Sì, i dati sostanzialmente, questi di Unioncamere, anche i nostri che abbiamo elaborato su Prometeia, su Banca Dati Prometeia, ci dicono che in atto una leggera ripresa economica. Ad esempio quest'anno si parla nel 2014 che il Veneto dovrebbe crescere dello 0,9%, più 0,8% per quanto riguarda gli investimenti, però questi timidi segnali di ripresa o comunque questa inversione di tendenza rispetto al 2013 non riuscirà ad aggredire la disoccupazione, anzi probabilmente noi assisteremo a un ulteriore aumento dei senza lavoro nella nostra regione ed è questo il grave problema che in questo momento stiamo assistendo, nel senso che ormai
abbiamo un livello di disoccupazione nella nostra regione che oscilla tra l'8 e l'8,5%. Una situazione più che raddoppiata rispetto alla situazione pre-crisi, quando appunto veleggiava attorno al 3,5-4%, avere un 8% è un dato veramente drammatico per una realtà che appunto fino a qualche anno fa non conosceva la disoccupazione, ma soprattutto noi abbiamo triplicato addirittura la disoccupazione giovanile, che ormai è oltre il 26-27%. Sono dati comunque inferiori alla media nazionale, ma preoccupanti se li guardiamo, se retroattivamente li guardiamo cosa eravamo qualche anno fa, e questo ci lascia pensare che probabilmente noi avremo bisogno di altri 5-6 anni per uscire definitivamente da questa situazione di crisi e ritornare al 2007, anno in cui praticamente l'ultimo anno, diciamo così, di crescita economica. È chiaro che in questo frangente abbiamo perso posti di lavoro, abbiamo perso imprenditori, abbiamo messo in grave difficoltà le aziende, anche se ci sono segnali particolarmente positivi, come giustamente ricordava lei, nel settore dell'export. Nonostante noi abbiamo un euro che insomma è molto forte rispetto al dollaro, ad esempio, di quasi il 30%, l'anno scorso la bilancia commerciale del Veneto, cioè la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, è stata pari a più 15 miliardi e 3. Quindi vuol dire sostanzialmente che nonostante la crisi, le difficoltà, un euro forte, riusciamo a esportare soprattutto nei mercati extra UE, nei mercati, diciamo così, fuori dall'area euro, Stati Uniti, Russia, Cina, aumenti del 10%. Quindi vuol dire sostanzialmente che i nostri prodotti, la qualità delle nostre produzioni è ancora buona, riusciamo a vincere i mercati internazionali, soffriamo invece tremendamente il calo drammatico della domanda interna. Le famiglie sono in difficoltà, la disoccupazione è aumentata, quindi la propensione alla spesa è diminuita e quindi tutte quelle attività che sono rivolte al mercato interno e prevalentemente lo sono artigiani, commercianti, le piccole imprese, i lavoratori liberi professionisti, gli autonomi che lavorano appunto per il mercato interno e soffrono di questa situazione e quindi sono andati in difficoltà, e l'artigianato in particolar modo è uno dei settori che maggiormente ha risentito della crisi. Negli ultimi 5 anni addirittura mancano 12.000 aziende nel nord-est, quasi 8-9 mila nel Veneto. Questo chiaramente è un quadro molto difficile, però insomma ci sono anche dei segnali positivi che speriamo in qualche modo vengano... Ma ci sono indicatori che possono in qualche modo dare anche a chi ci ascolta una speranza nel recupero dell'occupazione? Perché allora, tempo addietro appunto avete fatto anche un'analisi in cui si vedeva moltissime aziende che andavano ad aprire all'estero proprio perché a fronte di una tassazione. I posti di lavoro si creano se c'è la crescita, quindi va bene il Job Act, va bene qualsiasi nuova misura legislativa in qualche modo che alleggerisca il carico burocratico, che renda meno flessibile, però i posti di lavoro si creano se c'è crescita, e noi abbiamo visto che quest'anno, pur essendoci un'inversione di tendenza, quindi ci siamo orientati verso il segno positivo sia per quanto gli investimenti che per quanto riguarda il PIL, questa crescita è ancora troppo fragile per riuscire a aggredire. Solamente stando alle previsioni dal 2015, chiedo scusa, l'anno prossimo probabilmente riusciremo a interrompere questa ascesa di senza lavoro e quindi a ridurre la disoccupazione. Però nel frattempo, ripeto, la disoccupazione mediamente raddoppiata e quella giovanile addirittura triplicata. E per una regione come la nostra sono dati abbastanza preoccupanti. Assolutamente sì. Mi rendo conto della difficoltà, però effettivamente questi sono numeri... No, ma i dati coincidono insomma, anche con la lettura che possiamo fare noi dal nostro punto di vista, insomma, vivendo nei luoghi di lavoro, non essendo a contatto con tutte le situazioni di crisi, insomma, la fotografia purtroppo è questa. Rispetto all'indagine Istat, a me colpiscono un po' tre elementi direi. Il primo che è quello legato alla scarsa crescita demografica, e questo è un problema sociale che dovrebbe essere aggredito in maniera un pochino più seria. Adesso hanno smesso di fare figli anche le famiglie di immigrati, stante l'incertezza, perché erano loro che stavano un po' alzando la media. Ma si sono adeguati all'andazzo. Si sono adeguati un po' alla cultura, ma anche perché le condizioni economiche oggettivamente diventano complicate anche per loro.
E la donna sconta due difficoltà: uno, le giovani, no? Che non hanno un lavoro stabile, quindi non hanno una prospettiva che gli consente di affrontare la maternità con serenità, perché i contratti a tempo determinato o comunque precari rischiano di non essere confermate, e l'altra è l'assenza di strutture, di servizi, di asili nido, tutto quello che consente la conciliazione. Quindi scontiamo un elemento di difficoltà che era pregresso, che c'è sempre stato, che ha sempre caratterizzato anche la nostra regione, insomma, che pure era florida, e con un elemento legato alla fragilità dell'occupazione attuale, quindi questa impossibilità a determinare il proprio futuro e a costruire. E a fronte di un invecchiamento che è positivo, ovviamente, perché siamo tutti contenti. Se le persone vivono più a lungo vuol dire che c'è una condizione di benessere e che c'è una sanità anche che funziona, no? In regione in particolare. Però cambiano anche le esigenze della società, anche nelle città, quindi cambiano i bisogni, ci sarebbe bisogno di un altro tipo di welfare, quindi ci sarebbe bisogno di un altro tipo qui di apriamo un capitolo investimenti. molto spinoso, molto delicato. Infatti. Perché adesso... E l'altro elemento è quello dell'occupazione giovanile o disoccupazione giovanile, perché i dati appunto hanno le caratteristiche che venivano enunciate, insomma sono drammatici. Io ho figli adolescenti, ormai anzi giovani adulti, e vivono appieno la precarietà dei loro coetanei, con molti che stanno abbandonando il paese, fanno scelte che non sono così, diciamo, non sono la generazione Erasmus, non sono vado a conoscere il mondo, vado a sperimentare, perché quelle sono vado e torno, sono vado via dall'Italia perché l'Italia non mi offre un'opportunità di lavoro adeguata anche al titolo di studio, perché poi abbiamo alimentato anche delle aspettative, perché abbiamo detto studiate che poi il mondo sarà vostro. E qui invece non c'è nemmeno, diciamo, un incontro, no? Anche tra lo studio, tra la formazione e le esigenze delle imprese, quindi c'è una frustrazione ancora maggiore rispetto a questo. Assolutamente. Ecco, questo è un po' uno spaccato l'analisi che ne viene fuori. A fronte di questo voi dovete combattere con il quotidiano, infatti. Con il quotidiano, qui adesso guarda, mi giro a 360 gradi, io non vedo una situazione positiva, cioè, quindi è una situazione, il mercato, la disoccupazione, tutte le strutture, tutto è ormai fatiscente. Io mi domando cosa abbiamo fatto in questi, diciamo, 20 anni di politica destra e sinistra, perché alla fine c'è da mettere le mani dappertutto. E tutto costa, effettivamente. Come dicevi appunto Elena, io faccio parte, sono presidente di questa associazione che si chiama ANTI, Associazione Nazionale Tutela Imprese, e noi cosa facciamo? Ci sono dei professionisti, quindi ci sono dei commercialisti, degli avvocati, dei consulenti finanziari, dobbiamo riorganizzare delle aziende, cerchiamo di rivedere un attimino quello che è la struttura, ma cosa facciamo in particolar modo in questo periodo? Tanti concordati in bianco, questa è una tragedia, concordati preventivi, tanti sovraindebitamento, cioè le aziende stanno chiudendo anche in conseguenza di altre aziende che magari non hanno potuto pagare, va bene, quindi non hanno potuto liquidare le fatture, le prestazioni e quant'altro, quindi è una catena. Ci sono quindi anche aziende sane che purtroppo vediamo e devono essere seguite con i concordati, perché altrimenti li bloccano per non farli chiaramente fallire, però c'è questa difficoltà che si è ormai innescata ed è una cosa che non riusciamo neanche più a riorganizziamo le aziende, perché comunque ci sono dei problemi molto molto gravi. Poi niente, avevo preso la speranza di cosa? Io la vedo veramente molto molto dura. E io nel commercio, io ho un'attività che vivo la quotidianità di quello che è la mia azienda, e io dico che il mio incasso era quello che incassavo 20 anni fa. Quindi 20 anni fa io avevo un costo della vita diverso, con un costo, bravissima, con un costo della vita completamente diverso, con delle tasse diverse. Io infatti ho già detto alle mie aziende fornitrici, dobbiamo rivedere i listini, non mi potete mettere un listino al pubblico fisso, perché il ricarico che c'era di un tempo non è più possibile applicarlo al ricarico che c'è adesso. Siamo pieni, non dicono non aumentiamo le tasse, ma siamo pieni di tasse indirette, cioè sì. Ci fanno fare certificazioni su tutto, cioè, ma di questo parliamo anche dopo, perché aumentano i bolli, aumentano per 14, 62, 16, andranno a 20, cioè, e tutto vogliono in carta bollata, e tutto vogliono, e quindi io dico, tu mi dai gli 80 euro, perché mi sembra, adesso non voglio entrare in polemica, ma mi sembra anche un po' una presa in giro per come è stata studiata, perché questi si alzano la mattina, dicono le cose, le fanno, e poi il risultato è che dicono, ma no, effettivamente abbiamo pensato bene, ma abbiamo pensato male. Quindi ci sono
situazioni drammatiche e, come dico, sì, l'esportazione va, però la piccola e media impresa, che è il 95% del motore dell'Italia, di quello che produce reddito, e come ha detto, come dicevi prima anche il sottosegretario che è venuto a far visita, cioè le aziende stanno chiudendo, ci sono delle zone che io ricordo piccola, fuori via degli Scrovegni, parlando di una zona magari un po' più periferica rispetto al centro-centro, che c'erano quel fiore di negozi, di generi alimentari, di calzature e quant'altro, tutto deserto, ci sono banche, va bene, centri magari di fisioterapia qualcuno ancora, va bene, ma anche quelli mi sa che con i nuovi tagli alla sanità diventeranno anche quelli sempre meno. È diventato, cioè io che sono stata a Zagabria, no, nel dopoguerra, cioè sembra proprio che siamo durante un periodo di guerra o stiamo forse uscendo da una guerra, quindi una tristezza unica, e io la vedo molto difficile, non voglio essere catastrofica nelle cose, però se non c'è un qualcosa che ci aiuta, il governo stesso dovrebbe dare la prima immagine, quella di immedesimarsi, anche questi politici dovrebbero pensare che l'azienda Italia fosse la loro azienda, quindi quando le cose vanno male devono tagliare, devono iniziare a vedere dove sono i rami secchi, invece purtroppo mi rendo conto che parlano, però i loro vitalizi, tutte le loro agevolazioni se le sono ben mantenute, cosa che io nella mia piccola azienda prima devo aiutare, do il compenso al mio dipendente, al mio collaboratore, e poi eventualmente penso a me. Invece vedo che le cose non stanno cambiando, e questo che a me dispiace, perché credo che non ci sia la volontà di cambiare. De Gamberi. Dopo affrontiamo anche la questione banche, perché tra l'altro abbiamo anche notizie fresche. Io credo che oggi il mercato è mondiale, globale, quindi c'è una sfida che mette in difficoltà tutti i paesi, e soprattutto i paesi, l'Europa, la vecchia Europa ancora di più, e non c'è nessuno che è fuori, sì, si dice la Germania, ma anche i suoi problemi ce l'ha anche la Germania, non c'è nessuno che sta brillando, perché ci sono dei sistemi che sono non in grado di stare al passo coi tempi. Abbiamo dei paesi con debiti altissimi, dei paesi con inefficienza, con bassa produttività, pensiamo al paese l'Italia, cioè vogliamo guardare la produttività del lavoro. Non parliamo del pubblico, perché nel pubblico c'è una produttività molto bassa, quindi il rapporto tra servizi erogati, valore dei servizi erogati o di beni prodotti e il costo che ha anche del personale di questi servizi è un rapporto che è molto più basso rispetto a altri paesi d'Europa. Quindi e nel privato altrettanto, cioè siamo l'unico paese che negli ultimi 10 anni ha mantenuto la produttività sempre al pari, se non quasi decrescente, quando invece sia la Germania che la Francia sono aumentate dal 20 al 30% la produttività, e quindi significa maggiore competitività del sistema. Oggi abbiamo un sistema quindi che è pachidermico, costoso, burocratico, eccetera, e che non permette anche, sono degli eroi quegli imprenditori che riescono comunque a trovare spazio nel mercato mondiale per piazzare i nostri prodotti, quindi aumentare l'esportazione, nonostante tutto questo. Quindi oggi c'è bisogno veramente di fare un'azione a 360 gradi. Cioè, questo ha promesso anche Renzi però di intervenire in questi Renzi termini. Ha lanciato delle cose interessanti, devo dire. Mi auguro che poi dall'annuncio si passi concretamente ai fatti, perché il Paese ha bisogno veramente di ammodernizzarsi in questo, di essere più efficiente, perché altrimenti, e di recuperare anche lo spazio alla meritocrazia, perché i giovani che hanno studiato qui sono un valore per il Paese, non può essere che oggi trovino sistemazione solo negli apparati pubblici e burocratici chi magari non è nemmeno meritevole, e tutto questo sistema, cioè va portato un tema anche della meritocrazia ed etico, del premiare chi si dà da fare, chi si fa sulle maniche e non penalizzarlo. Oggi purtroppo abbiamo imprenditori che sono costretti a scoperchiare i capannoni perché non ce la fanno a pagare le tasse comunali anche locali, e poi mi trovo che nei comuni, dico comuni perché può essere lo Stato, tutti i livelli, perché spesso si lamenta dello Stato di Roma, ma i livelli sono tutti, abbiamo veramente troppe persone che servono solo che non producono quello che percepiscono, non danno in termini di servizi alla collettività, e quindi va veramente reso efficiente tutto l'apparato. Quindi il pubblico si mantiene quello che è essenziale, quello che dà beneficio collettivo, e il resto deve essere sforbiciato, non può essere che i costi cadano sempre su quei pochi che devono a produrre, pagando lo stipendio a fine mese con le proprie risorse, indebitandosi, magari fallendo, magari
magari se fagocitati dal fisco, da un fisco vorace. Ecco, quindi è un'operazione che va fatta a 360 gradi e deve vedere tutti coinvolti. Adesso vediamo in che termini e come, però entriamo nel concreto e sentiamo anche gli ultimi moniti un po' dell'Europa che ci vengono comunque tanto per cambiare sempre a riprendere. Cosa si può fare? Pubblicità rapidissime e poi torniamo insieme.